45enne accusato di aver aggredito e violentato una ragazzina di 11 anni a Mestre mentre rientrava a casa. Sconcerto tra le famiglie e il parroco. Con certi soggetti bisogna agire preventivamente. Parla Carmine Tondi, il carabiniere 23enne della compagnia di Mestre che giovedì sera dopo la violenza è riuscito ad arrestare lo stupratore seriale. Le reazioni della politica tra castrazione chimica e moniti al governo. Il Partito Democratico presenta un'interrogazione parlamentare da ogni parte politica. La richiesta è la stessa, capire perché un soggetto così fosse libero. Quarta vittima lungo la Romea, Tiri invade la corsia opposta e si schianta contro un furgone. Morto l'autista del secondo mezzo, un 53enne del Bassanese, viabilità paralizzata tutto il giorno. Interviene il sindaco Armelau dopo l'ennesimo incidente in Romea. Non è ammissibile una cosa così, c'erano pericolosi percorsi alternativi che Arriva Veneto non rispetta. Domani scrivo una lettera. Varietà di proposte nei due luoghi simbolo della città, dalla moda alla tradizione culinaria italiana. Dal 15 al 19 aprile Venezia accoglierà la prima edizione della Fiera di Pasqua. Buonasera, bentrovati e bentrovate. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie. In apertura ancora il caso della ragazzina di 11 anni stuprata mentre tornava a casa da scuola da un 45enne. Arrivata la convalida del fermo, l'uomo resta in carcere. Tutte le risorse, anche quelle che erano a riposo, si sono gettate sulla strada per rintracciare il colpevole e così è avvenuto. Dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine. Resta rinchiuso nel carcere di Venezia, dove all'interrogatorio di garanzia col GIP si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Massimiliano Mulas, il 45enne di origine sarda, accusato di aver aggredito e violentato una ragazzina di 11 anni dopo averla seguita fino a casa mentre rientrava dalla palestra, giovedì pomeriggio. Sono molti gli elementi indiziari a suo carico raccolti dai carabinieri, oltre alla sfilza di precedenti per reati sessuali che l'hanno fatto entrare e uscire dal carcere negli anni. Quella sera Mulas è stato rintracciato sulla base di un fermo di polizia, fuggendo dall'abitazione della ragazzina dove era entrato per compiere l'ennesima brutalità su una giovane vittima indifesa. Aveva infatti perso il portafogli con i documenti. La violenza si è consumata nell'androne del palazzo quando la ragazzina stava per entrare in casa, modalità che il 45enne ha messo in atto altre volte. Lei si era insospettita, era al telefono con un'amica che quando l'ha sentita gridare ha immediatamente lanciato l'allarme. Sconvolta la comunità, dalla parrocchia alla scuola che ha già organizzato incontri per aiutare i compagni di classe ma anche i genitori. C'è paura e incredulità, denuncia il parroco. Non ci sono parole per qualificare questo crimine, non ci sono proprio parole, siamo a livello di una disumanità incredibile. Il curriculum di questa persona, ahimè, è già di per sé pesantissimo e non basta che uno sconti la pena poi è libero come qualsiasi altro cittadino. Se è pericoloso va trattato come persona socialmente pericolosa. Questo è mancato. Al di là della pena, devono anche garantire la sicurezza sociale, quindi io credo che ci voglia anche una giustizia preventiva. Abbiamo bisogno veramente di imparare in questi giorni come fare, perché lo dico per me almeno, così anche per i catechisti della parrocchia eccetera, ci troviamo tutti quanti inadeguati. La piccola vittima e la famiglia hanno ricevuto supporto immediato per far fronte al dramma che li ha investiti. Il Comune ha attivato subito e tuttora tutti i suoi canali supporti sociali nella scuola, con le famiglie, con la comunità scolastica fisiologicamente coinvolta e d'altro canto l'azienda sanitaria ha preso in carico la ragazzina. Anche qui si tratterà di vedere come reagisce di fronte a un trauma che sicuramente si porterà dentro sempre. È un percorso di accompagnamento a più mani dove il Comune sta facendo la sua parte e sicuramente farà tutto quello che sarà nelle sue corde, nelle sue possibilità. Ma questo non doveva accadere, evidenzia Besio, lanciando un appello allo Stato. Lo Stato non può abbassare la testa e far finta di non vedere che ci sono delle situazioni davvero pericolose dove, per quanto tu abbia attivato determinate misure, evidentemente non sono bastevoli e queste persone devono essere messe nella condizione di non nuocere. Davvero non possiamo attendere che si verifichino altri casi per poter procedere. Questo è sintomo di uno Stato, un sistema che non funziona, perché le risposte arrivano quando è già troppo tardi. E parla il carabiniere della compagnia di Mestre che giovedì sera dopo la violenza è riuscito ad arrestare lo stupratore seriale. Carmine Tondi, lei è il carabiniere che è riuscito a fermare lo stupratore seriale. Come c'è riuscito? Sì, sono proprio io.
La sera del 10 aprile avevo appena terminato il mio turno di servizio e mi stavo preparando per uscire, quando siamo stati avvisati, che siamo venuti a conoscenza che c'era stata una violenza sessuale ai danni di una bambina di 11 anni. Allora prontamente siamo scesi tutti in ufficio e grazie anche al nostro comandante ci siamo dislocati nelle varie zone di Mestre alla ricerca di questo soggetto. Sulla Gazzella in auto con i colleghi, dopo aver battuto a tappeto tutte le zone di Mestre, parchi, aree commerciali, il centro città, l'intuizione arriva ai giardini di Via Piave. Sono trascorse pochissime ore dalla brutale violenza aggravata. Il carabiniere riconosce lo stupratore, sebbene con abiti nuovi appena comprati a Padova, e lo chiama per nome. Transitando in Via Piave abbiamo notato questo soggetto che era molto agitato, nervoso, girava senza una meta. Un soggetto con fare sospetto che chiedeva informazioni, monete a tutte le persone che passavano. E allora prontamente sono sceso dal veicolo e gli chiedevo un documento di riconoscimento e lui mi rispondeva che aveva perso il documento. Allora gli ho chiesto il suo nome e me l'ha riferito, e allora prontamente con i miei colleghi l'abbiamo portato in caserma per identificarlo. 23 anni, originario di Napoli, il carabiniere Carmine Tondi, in servizio presso la compagnia di Mestre di Via Milanese, una volta catturato il pedofilo, il suo primo pensiero è stata la bimba abusata. Sono molto vicina alla famiglia e alla bambina. Grazie alla sua intuizione, da molti viene ora considerato come il paladino della giustizia per essere riuscito ad arrestare in tempi davvero celeri il pedofilo stupratore, ma lui umile risponde così. No, vabbè, ho fatto solo il mio lavoro. Da ogni parte politica la richiesta è la stessa: capire perché un soggetto così pericoloso fosse libero di agire indisturbato. Il posto adatto per questa persona, che non è un malato di mente ma è uno stupratore seriale, va messo in carcere dopo essere stato castrato chimicamente con una legge approvata dal Parlamento ad hoc, perché, lo ripeto, ci sono bambini e donne che non possono avere paura di uscire per la strada, di camminare in libertà e di vivere la propria vita, perché ci sono animali di questo genere pronti ad aggredirle. Soluzione condivisa anche da Fratelli d'Italia, che aggiunge: sarebbe auspicabile davvero arrivare a soluzioni che li rendano inoffensivi. Credo che da parte di chi svolge funzioni all'interno delle istituzioni ci debba essere una presa d'atto rispetto a un problema che esiste e che deve essere necessariamente risolto, quindi capire adesso cosa non ha funzionato è l'aspetto sul quale dobbiamo lavorare, cioè qual è la misura che è mancata? Una domanda che arriva da più fronti e che vuole risposte, come evidenzia anche il Partito Democratico. Sto presentando un'interrogazione parlamentare rivolta sia al Ministro dell'Interno che al Ministro della Giustizia, proprio per avere delle valutazioni su quanto è avvenuto e su perché possa succedere che una persona di questo tipo non sia monitorata, perché azioni fatte nel passato, violenze fatte nel passato, evidentemente facevano di lui un soggetto non pericoloso, pericolosissimo alla luce di quanto è avvenuto. Questo soggetto non è solo uno stupratore seriale, ma è un pedofilo. E davvero si fa difficoltà a comprendere il perché fosse libero. La giustizia deve essere celere, la pena deve essere esemplare e dobbiamo fare in modo che non accadano queste vicende. La responsabilità politica e delle istituzioni, che non si può fermare al commento a fatto avvenuto, ma deve investire in un controllo sociale, in un monitoraggio, in una prevenzione che richiede un lavoro quotidiano nelle politiche sociali e appunto di prevenzione di quanto accaduto. Siamo ora alla cronaca dalle strade. Quarta vittima lungo la Romea in pochi giorni, uno schianto tra un furgone e un tir che ha paralizzato la viabilità. Pochi metri e nemmeno 7 giorni di distanza e si torna a raccontare del sangue che macchia la strada statale Romea. Aveva 53 anni l'autista del furgone, morto questa mattina all'altezza del chilometro 106 nel territorio del comune di Campagna Lupia. Martedì scorso un incidente mortale costato la vita a 3 amici era avvenuto al chilometro 103 a Codevigo. Anche questa mattina l'impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, un tir che viaggiava in direzione Chioggia si è
scontrato frontalmente con il furgone che è rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata rovesciandosi lungo il fossato. Le squadre dei vigili del fuoco di Piove di Sacco, Padova e Mira sono giunte sul posto con l'autogru per liberare l'autista del furgone rimasto incastrato tra le ramiere. Purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. La vittima, 53enne, originario di Bassano del Grappa ma residente in provincia di Rovigo, è Paolo Innone. Il conducente del mezzo pesante ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasferito in ospedale ad Olo. Dovrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Padova. Pare che il tir abbia frenato per evitare un rallentamento e abbia sbandato a causa dell'asfalto viscido, invadendo la corsia opposta dove in quel momento stava sopraggiungendo il furgone guidato dalla vittima. Il tratto di strada della Romea è rimasto chiuso per molte ore per consentire il recupero della salma e la messa in sicurezza dei mezzi. Ed è intervenuto su questo ennesimo incidente anche il sindaco di Chioggia. Sentiamo. Ennesimo incidente sulla statale Romea. Allora, io sono già intervenuto in diverse occasioni per dire che di fatto non è colpa della strada. Ecco, non è che la strada ti tagli la strada. L'ira del sindaco Armelao, in particolare nei confronti dell'azienda del trasporto pubblico extraurbano che dopo l'incidente mortale ha sospeso d'emblée le corse. Arriva Veneto, sospenda le partenze da Venezia e da Chioggia con le linee 80-85, praticamente facendo rimanere a piedi i pendolari, i tantissimi pendolari che da Chioggia partono e vanno a lavorare a Mestre e a Venezia. In città metropolitana, con l'ente di governo, si sono decisi dei percorsi alternativi in caso di incidente stradale, però anche oggi corse bloccate. Allora, per questo chiederò fortemente alla città metropolitana di riconvocare un tavolo con Arriva Veneto per trovare una soluzione definitiva, ecco, non provvisoria, definitiva. E siamo ora alla chiusura di questo telegiornale che dedichiamo alla Pasqua che è in arrivo, perché Venezia ospiterà dal 15 al 19 aprile la prima edizione della Fiera di Pasqua. Tornano a Venezia le bancarelle in Strada Nuova e in Campo San Bartolomeo. Una varietà di proposte nei due luoghi simbolo della città, dalla moda al cinema fino al mondo gastronomico della tradizione culinaria italiana. Dal 15 al 19 aprile il centro storico di Venezia accoglierà la prima edizione della Fiera di Pasqua organizzata da Confcommercio Venezia. Un'esperienza per passeggiare e immergersi nell'atmosfera vivace e colorata della fiera tra le calli di Venezia. E io penso che sarà una novità che tutti i cittadini veneziani apprezzeranno e che anche per i turisti che vorranno visitare la Strada Nuova e Campo San Bartolomeo troveranno tante nuove proposte commerciali per una Venezia che si rilancia e dimostra ancora di essere viva e vegeta e di avere voglia di guardare avanti verso il futuro. L'iniziativa dà continuità ad un percorso già avviato con i mercatini di Carnevale e conferma l'impegno messo in atto per valorizzare il centro storico, offrendo ai visitatori una nuova opportunità e agli operatori un'occasione unica per mettersi in mostra, creando un legame tra l'identità commerciale e la realtà turistica della città. Con questo io vi saluto, subito dopo la sigla come sempre le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.